La Presidente Serracchiani in visita al CEDI, al centro distribuzione della Copca di Amaro. Ecco, Presidente, è una cooperazione che richiede così di avere l'appoggio della politica su argomenti come energia, come la finanza, come la crisi in generale. Certo, abbiamo toccato dei temi fondamentali, l'accesso al credito per le imprese, in particolare anche per la cooperazione, il tema dell'energia e dell'approvvigionamento energetico e dei costi dell'energia anche rispetto ai nostri vicini. Naturalmente sono tutti temi che riguardano più in generale le imprese e che il mondo della cooperazione sta affrontando in una situazione sicuramente di difficoltà, dove però ha dimostrato, almeno nella fase iniziale della crisi, di avere maggiore attenzione e anche di riuscire a reagire in modo positivo. Naturalmente anche qui la crisi si fa sentire, però noi confidiamo che con gli interventi fatti dal governo sulla bolletta energetica, il bonus degli 80 euro, il taglio dell'IRAP, si possa anche da questi territori possa ripartire e rilanciarsi ovviamente la nostra economia. Ecco, questo comunque era prima un primo contatto con questa realtà e poi ovviamente verranno sviluppati dei tavoli ad hoc. Assolutamente, questa è una prima visita, direi quasi soltanto istituzionale di cortesia, perché ovviamente oggi il mio lavoro si è svolto in Carnia e quindi non potevo mancare a questo appuntamento. Però è chiaro che dobbiamo vederci con più calma, dobbiamo vederci anche sui temi concreti che oggi sono stati sollevati e devo dire che insomma, i tanti temi vanno affrontati sicuramente dal punto di vista tecnico.